fu soprattutto una guerra di liberazione, sostenuta da un vero e grande movimento di popolo, cui parteciparono le forze più sane, coscienti e responsabili della società italiana, uomini e donne di tutti i ceti sociali, soprattutto dei più umili, come ha sottolineato il Presidente della Repubblica, che l'hanno sostenuta anche quando non hanno impugnato le armi, come fecero tanti abitanti di questa città e della sua provincia, che ospitarono, nascosero, protessero e sfamarono i partigiani e le loro formazioni, specie nella fase drammatica dell'autunno-inverno del 44 e del 45, quando l'occupazione nazista si fece più feroce e determinato, devastando e distruggendo con gli rastrellamenti intere contrade e vallate. Fu proprio la Resistenza a trasformare questi uomini e queste donne, per la prima volta dopo l'unità d'Italia, da sudditi in cittadini. Cittadini di un'altra Italia, in cui i militari e civili non erano più nemici e ostili, ma uniti da un sentimento che tutti affratellava: salvare il paese, liberare l'Italia, aprire una nuova epoca di pace e fratellanza tra tutti i popoli. Non possiamo consentire quindi che le nuove generazioni siano completamente all'oscuro o venga loro trasmessa una visione distorta di quanto, nel bene e nel male, hanno fatto le generazioni che sono venute prima. Questo rischio oggi noi forse lo corriamo. Chi di noi ha esperienza di incontri con le scuole, specie delle ultime classi delle superiori, ha la sensazione che la storia, tutta la storia del Novecento, del secolo che ci siamo appena lasciati alle spalle, sia poco conosciuta e sia in atto una sorta di cesura fra la contemporaneità nella quale sono immersi i nostri giovani e la storia e le esperienze di un passato che sembra non abbia più niente da dire alle nuove generazioni. Per questo, proprio perché dobbiamo ancora molto agli uomini e alle donne della Resistenza, è necessario che troviamo ancora oggi la forza per difendere e trasmettere questo patrimonio di virtù civili che essi ci hanno lasciato, che si è tradotto 60 anni fa dopo il conflitto in una Costituzione in cui si sono ritrovate tutte le forze uscite dalla lotta contro il fascismo e il nazismo e su cui dovrà ritrovarsi ogni nuova forza politica democratica che non voglia rinnegare e tradire chi ha combattuto ed è morto per il nostro Paese, ha subito torture e violenze, ha conosciuto l'inferno terribile dei campi di internamento di sterminio. Una Costituzione che si contrappone nei suoi principi fondamentali alle molteplici e sempre risorgenti forme della moderna tirannide, sia essa esercitata, ha scritto Giuseppe Dossetti, in nome dello Stato, del denaro, dell'ideologia del partito, della nazione e perfino del popolo. Proprio per questo essa fa suo il modello democratico occidentale, basato sulla libertà e sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, sulla divisione dei poteri, sull'autonomia della magistratura, sull'ampio decentramento, sull'autonomia degli enti locali, comuni, province e regioni, sulla tutela del territorio e dell'ambiente. Ogni sua modifica sostanziale, pertanto, dovrebbe evitare che si metta fine a questo spirito unitario e universale che l'ha caratterizzato fin dalla sua promulgazione. Nessuna delle forze che hanno contribuito alla sua stesura e che ne hanno per tutti questi anni ispirato le fondamentali linee di applicazione e interpretazione potrà essere pertanto esclusa in sede di modifica. Nel rispetto più rigoroso della disposizione transitoria e finale che esclude tassativamente la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Noi oggi stiamo attraversando una fase di difficoltà e di travaglio dei sistemi democratici e parlamentari in tutta Europa. Un'Europa che si sta radicando, estendendo e ampliando. Occorre allora che in tutta Europa andiamo a riscoprire e recuperare i valori comuni dell'antifascismo e della resistenza. Resistenza ad ogni forma di tentazione neo-autoritaria. Occorre che arriviamo a superare e non accentuare le lacerazioni e le divisioni del dopoguerra, affrontando e non esasperando i gravi problemi interni e internazionali che ormai toccano la nostra vita quotidiana, nella consapevolezza che sapremo risolverli solo se avremo fatto fino in fondo i conti con il nostro passato,
se sapremo trarre lezione da una sua rivisitazione che non sia puramente emotiva, ma abbia chiarito e compreso il perché della immensa tragedia che ha travolto il vecchio continente 60 anni fa. E certi mostri che ripropongono forme violente di lotta politica, come il terrorismo dei nostri giorni, che si profilano all'orizzonte di questo nuovo millennio, uniti ai fondamentalismi e ai conflitti di matrice religiosa che evocano, devono trovarci pronti e vaccinati a respingerli e sconfiggerli con la determinazione, l'unità e la fermezza degli uomini liberi che hanno saputo sconfiggere altri mostri che intendevano trasformare 60 anni fa l'Europa in un unico immenso lager dominato da una razza superiore dell'etica. Avendo la consapevolezza che la storia umana ha ormai assunto le caratteristiche di una storia mondiale, globalizzata e planetaria, nella quale la libertà e la democrazia possono essere a rischio, perché il luogo delle decisioni efficaci a volte si allontana sempre più dai cittadini e diventa inafferrabile e sempre meno condizionabile dalla partecipazione politica e dal voto degli elettori. Per cui dobbiamo accogliere l'appello di tutti coloro che ultimamente hanno lanciato un forte allarme e ci sollecitano a superare ogni insensibilità verso i valori democratici civili e ci chiedono di dare impulso al nostro impegno politico quale valore, ad evitare che il nostro Paese e la nostra vita pubblica subiscano un'evoluzione sempre più rapida e pericolosa. Dobbiamo impedire che crescano il qualunquismo, l'irresponsabilità, l'indifferenza e il sospetto. Si alzino i nuovi muri della diffidenza e dell'egoismo, riprendano fiato la violenza e la guerra, si moltiplichino le forme di razzismo, le ingiustizie e le paure. Di queste paure degli altri, di questa paura globale che oggi sembra a tutti avvolgerci, è stato scritto, anche noi dovremmo avere paura. Facciamo allora tesoro di quanto è successo nel secolo appena trascorso. Occorre salvaguardare con tutte le nostre forze quel valore fondamentale che i volontari della libertà, in particolare coloro che hanno conosciuto gli orrori del secondo conflitto mondiale, ci indicano sempre come valore supremo, quello della pace e della convivenza pacifica tra tutti i popoli della terra, ristabilendo e dando forza e solidità ad una suprema autorità internazionale che tutti ci rappresenta. A superare ogni tentazione di violenza e di sopraffazione, ogni deriva liberale e reazionaria. Siamo chiamati ancora una volta, sono chiamati tutti coloro che amano la democrazia, la giustizia sociale, la libertà, sono chiamati soprattutto le nuove generazioni. Ai giovani di queste città e di questa provincia vorrei rivolgere un pressante appello. Prendete le distanze ed esprimete la più netta condanna nei confronti di tutti coloro che agitano ancora le insegne e le bandiere del fascismo e del nazismo, che esibiscono le svastiche e le croci uncinate, sotto le quali sono state compiute le stragi e i massacri che noi oggi esecriamo e condanniamo. Facciamole sparire non solo dalle curve dei nostri stadi di calcio, ma anche dai banchi e dai muri delle nostre scuole, dai segnali, dai palazzi e dalle piazze delle nostre città. Sono insegne di morte, violenza, tortura e oppressione spaventosa. Sono icone innalzate ed esibite da coloro che hanno provocato milioni di vittime e un terribile imbarbarimento in tutta Europa e nel mondo intero. Ai loro insegnanti e alle amministrazioni locali un suggerimento: facciamo conoscere alle nuove generazioni le vicende e le storie della resistenza italiana e europea, un movimento coraggioso, combattivo e generoso, esteso dalla Norvegia alla Grecia. Portiamoli sui luoghi della deportazione e dell'Olocausto, facciamo loro conoscere i drammi e le sofferenze che rivelano ed esprimono i cippi e le lapidi sparse lungo i pedili dei nostri monti, ai bordi delle strade delle nostre vallate, eretti nelle contrade e nelle piazze dei nostri paesi e città, a perenne memoria di un passato che non potrà e non dovrà più ritornare. Voglio concludere con il messaggio che ci viene da due testi poetici di due grandi scrittori del Novecento. Il primo del poeta Giuseppe Ungaretti lo vorrei dedicare a tutti coloro che hanno ancora qualche problema a celebrare la festa della liberazione,
la festa del 25 aprile, a quelli che ancora vorrebbero in qualche modo nasconderlo o toglierlo dal novero delle celebrazioni civili e patriottiche del nostro Paese. Questo testo l'ha proposto il partigiano e poeta veneto Andrea Zanzotto, poeta della nostra terra, e l'ha voluto scolpito al monumento al partigiano della Resistenza di Cimagata, la terra da cui provengo, all'entrata del grande trincerone che precede il bronzo di Augusto Mura. Esso dice: cessate di uccidere i morti, non gridate più, non gridate se li volete ancora udire, se sperate di non perire. Hanno l'impercettibile sussurro, non fanno più rumore del crescere dell'erba, lieta dove non passa l'uomo.